Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. In Italia non c'erano mascherine, è la versione apodittica ribadita da Giuseppe Conte l'altra sera, ospite a Quarta Repubblica di Nicola Porro, dove l'espressione corretta non è affrontava, è tentava costantemente di svicolare dalla questione che Nicola Porro tentava continuamente di porgli, cioè le oggettive anomalie accadute nella prima fase dell'emergenza Covid sotto il suo governo, riferite soprattutto a commesse extra fuori mercato, commissioni extra fuori mercato, intermediari, millantatori che millantavano il suo nome, quindi ribadiamo sarebbe nell'interesse di Conte far chiarezza su tutto questo. Insomma, su tutto questo ginepraio, tra le altre cose, l'avvocato di Volturara Apple ha ricordato che in quel momento il paese era senza alternative, non c'erano mascherine disponibili e quindi insomma bisognava accaparrarsi quello che c'era, nella fattispecie la famosa commessa da 1,2 miliardi di euro per mascherine cinese decretate poi inefficaci e sostanzialmente farlocche da due tribunali, Gorizia e Roma, come l'ha ricordato Porro, non da qualche giornale del gruppo Angelucci, no? Che ormai è l'unico argomento di cui parla davvero Conte. Comunque, tutto questo in realtà è smentito dalle carte della Guardia di Finanza, riferita a un'inchiesta sulla truffa relativa alle pubbliche forniture che è finita nel nulla, ma noi non stiamo ponendo un problema giudiziario, noi qui poniamo un problema politico e di gestione, appunto, che è quello che peraltro andrebbe posto nella famosa commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid, se Giuseppe avrà la bontà un giorno di recarsi. Perché queste carte testimoniano che tra marzo e maggio 2020, mentre imperversava, ricorderete, il lockdown ultra rigido, mentre si viveva tappati in casa, si era alla dichiarata alienazione e atomizzazione sociale per contrastare la pandemia. Alcune chiusure erano necessarie, ma si era già pericolosamente in bilico sull'ideologia del lockdown. Ebbene, in quel momento, quando sarebbero state ancora più necessarie, la struttura commissariale veniva sommersa, leggiamo oggi sul libero articolo di Simone Di Meo, da ben 541 mail di imprenditori pronti a vendere dispositivi di protezione a prezzi stracciati e con consegne lampo, altro che non c'erano alternative. E le fiamme gialle mettono nero su bianco alcune considerazioni in queste carte, ripeto, per noi rilevanti politicamente, non da un punto di vista giudiziario. In taluni casi, scrivono, queste offerte non sembrano nemmeno essere state prese in considerazione. In altre circostanze, invece, venivano dirottate verso un iter formale più scandito, una sorta di dispersione nel girone infernale della burocrazia, fatto di virgolette, registrazione del proponente, inserimento dell'offerta nell'apposito portale informatico di Invitalia e continue richieste anticipate delle certificazioni dei DPI, cioè sostanzialmente si prendevano queste proposte e le si scaraventava nel girone kafkiano, distopico, orwelliano della burocrazia italica, che in quel momento non doveva esistere, cioè in quel momento dovevi togliere qualunque farraginosità burocratica, dovresti farlo comunque in un paese davvero avanzato, ma in quel momento no, le certificazioni, il portale, i 100 timbri andavano rimossi. E invece queste richieste si disperdevano lì, è piena di storie incredibili. C'è quella di un imprenditore pronto con un'offerta da 60 milioni di pezzi che invia una mail a Invitalia senza ricevere riscontro, e poi riceve la risposta secondo cui lo Stato italiano non ha bisogno di mascherine in quanto le avrebbe acquistate da altri produttori. Sì, che erano poi quelli cinesi dichiarati farlocchi. C'è la storia di un altro imprenditore che anch'esso aveva pronti 60 milioni di pezzi da spedire, a cui viene detto che per formalizzare l'offerta deve iscriversi al portale dedicato.
e quindi mostrare le certificazioni dei DPI e poi l'offerta quindi si perde completamente in questi meandri. Ma non vi annoiamo, sono tantissime le storie riportate oggi nel pezzo di Simone Di Meo su Libero. La domanda è: questi imprenditori, in gran parte italiani, che si affrettavano a proporre mascherine spesso a prezzi convenienti, venivano ignorati o mortificati nel ginepraio burocratico. Nel frattempo c'era quella maxi commessa a società cinesi appena costituite, perché tra l'altro pare che sempre nelle carte delle Fiamme Gialle viene rifiutata un'offerta di Alibaba, cioè 100.000 mascherine al giorno, che era un colosso comunque strutturato, no? Quindi, e invece società ugualmente cinesi ma appena costituite che partoriranno mascherine farlocche, c'è la maxi commessa e ci sono le maxi commissioni agli intermediari. Allora non è vero che non c'erano mascherine, c'era la corsa a offrire mascherine in quel momento, fu ignorata per quella commessa che scomodava quegli intermediari. Caro Conte, lei non c'entra nulla, personalmente non potete giudiziario, è ovvio. E allora, dannazione, per una volta entri nel merito e risponda. Grazie.